Ecco, siamo qui a Belluno, presso la sede del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, perché c'è una conferenza stampa per presentare i dati dei soccorsi del 2024. I dati del soccorso del 2024 sostanzialmente ripercorrono quelli che sono del 2023, sono in leggero aumento sia per quanto riguarda il numero delle persone soccorse, ma anche per quanto riguarda gli interventi specifici. Diciamo che per entrambi superiamo le 1000 unità. Di rilievo c'è una grande percentuale di persone illese, quindi persone che non avevano nessun problema, diciamo, fisico, però probabilmente per inesperienza, incapacità, impreparazione hanno richiesto l'intervento del soccorso alpino. Questo è un numero molto grande, anche perché pensiamo che probabilmente non erano soccorsi che andavano effettuati. Allora il mio appello diventa la responsabilità, ovvero chi affronta la montagna deve essere responsabile di quello che va a fare, quindi prepararsi, studiare il percorso, nel dubbio chiamare gli enti sul posto, quindi il soccorso alpino, il CAI, le guide alpine, e però, come dico sempre, eventualmente se c'è qualcosa che non è chiaro, saper anche rinunciare.